Chi in cerca di conferme, chi in cerca di riscatto, due squadre accomunate dai tanti cambiamenti e dalla necessità di conoscersi per oliare i rispettivi meccanismi. È solo la terza giornata, vero, ma il presente non aspetta e i punti, per motivazioni differenti, con ambizioni differenti, servono tantissimo ad entrambe. Per il Brande Basket, targato Eleven Sport dall'Allianz Dome di Valmaura, il derby triveneto tra Pallacanestro Trieste ed Umana Reyer Venezia. Un saluto da Emilio Ripari, che avrà l'onore e il piacere quest'oggi di raccontarvi questo match accanto a una leggenda, un campionissimo del nostro basket, uno che l'ambiente lo conosce benino, diciamo. Sandro De Paul. Ciao Sandro. Buonasera Emilio, buonasera a tutti gli amici a casa. Beh, diciamo che in questo palazzetto qualche volta ho avuto l'occasione di venire per motivi di divertimento, prima di tutto, poi di lavoro. Assolutamente, intanto qui vediamo il quadro della terza giornata della Serie A Unipol SAI e poi anche la classifica che sta maturando. Carpegna Prosciutto Pesaro, Virtus Bologna, Bertram Tortona e EA7 Emporio Armani Milano guidano una classifica che vede Venezia con una vittoria e una sconfitta e Trieste ancora ferma al palo, però Trieste ha dato una bella risposta, un bel segnale sul campo della Virtus Segafredo Bologna, uscendo sconfitta di sole 5 lunghezze nell'ultimo turno di campionato. Venezia invece viene dalla sconfitta di strettissima misura contro Pesaro e dalla altrettanto di strettissima misura sconfitta contro Ulm nella prima uscita europea. Qui il roster di Venezia, tra pochissimo andremo ad ascoltare le parole raccolte nel pre-partita con coach Walter De Raffaele, che punta sul fattore conoscenza per poter portare a casa l'intera posta in palio dall'Allianz Dome di Trieste. Beh, Venezia è una squadra che ha mantenuto un forte legame col passato, un nucleo collaudato, 4 giocatori sono rimasti dagli anni scorsi e poi sono state aggiunte forze nuove con energia, colpo, corpo, atletismo. Con coach De Raffaele, coach, ha battuto molto il tasto della conoscenza per riscattare una settimana che vi vede sconfitti di strettissima misura in 2 partite consecutive. Qual è la ricetta secondo lei? Continuare a lavorare, continuare a provare a conoscerci, continuare a cercare di migliorare sull'approccio, sul linguaggio reciproco, perché questo purtroppo necessita tempo, attendendo poi il rientro dei giocatori che ci daranno poi l'equilibrio definitivo. Però non ho grandi ricette se non quelle di avere la disponibilità appunto di continuare a lavorare nella direzione in cui stiamo facendo, perché giustamente, come ha detto, parliamo di 2 sconfitte arrivate in volata di un punto, con una che in realtà era una partita praticamente chiusa. Trieste è un campo sempre piuttosto caldo, piuttosto difficile. Quale può essere il segreto per poter portare via punti da qui? Trieste è un campo molto competente, ha un pubblico molto competente, è un pubblico e un campo dove la pallacanestro si respira da sempre e credo sia uno di quei campi dove è bello giocare. Sarà una partita dura perché Trieste arriva da una bellissima partita fatta a Bologna con la Virtus, persa all'ultimo minuto. Sarà una partita come tutte quelle che sono in campione di Serie A, di più fuori casa, difficili. Sarà molto importante cercare di contenere proprio questa loro veemenza e capacità di fare canestro, specialmente in campo aperto. 5 minuti e 40 alla palla 2, ora un'occhiata anche al roster di Trieste. Sandro, adesso c'è l'inno nazionale, per cui dobbiamo rimanere in religioso silenzio e ascoltare il canto degli italiani, ripeto, a 5 minuti e 20 ormai dalla palla 2 di questo match della terza giornata di campionato tra Pallacanestro Trieste ed Umana Reyer Venezia.
con coach Marko Legovic. Coach, confermare la grande reazione vista dalla squadra nella trasferta di Bologna per andare a caccia del primo successo stagionale contro una squadra molto lunga, molto profonda, molto forte. Sì, hai detto già tutto tu, benissimo, quindi il nostro obiettivo è proprio quello, ripartire dalla seconda metà di partita con Bologna, confermando quelle che sono le nostre qualità, il nostro atteggiamento, giocando duro su ogni pallone in attacco e difesa. Venezia è sicuramente una squadra molto strutturata che fa del collettivo la sua forza, della capacità di trovare interpreti diversi all'interno della partita, la sua principale minaccia. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra partita senza guardare troppo in casa degli altri, ma appunto confermando quello che vogliamo essere da oggi, ma poi lungo tutto il corso del campionato. E queste erano le parole di coach Marko Legovic. Lo striscione della curva Nord Trieste, non chi comincia ma quel che persevera, e della voglia di perseverare, quella che deve avere Trieste in base anche ai dettami di coach Legovic dopo la bella reazione, Sandro, avuta sul parquet di una corazzata come la Virtus Bologna. Sì, soprattutto a Bologna sono emersi i talenti dei 3 giocatori del reparto esterni Made in USA, come direbbero quelli bravi con l'accento americano, e però poco altro dagli altri giocatori. Questa sera sicuramente c'è bisogno per fronteggiare Venezia nel migliore dei modi e del contributo da parte di tutti quanti. Questa è una corazzata del nostro campionato, per cui c'è bisogno sicuramente dell'aiuto da parte di tutti. Granger, Freeman, Bramos, Willis e Watt, questo è lo starting 5 scelto da coach De Raffaele, che è quasi pronto per riabbracciare Moraschini dopo la lunga squalifica, ormai una settimana rientro. Ancora assente invece un grande amatissimo ex come Jordan Parks, che qui ha fatto vedere veramente mirabilie, ma ne avrà ancora per un pochino di tempo. Ancora assente Leveri invece nella pallacanestro Trieste, assenza pesante anche nelle limitate rotazioni a disposizione di coach Legovic, che mette in campo Davis, Campogrande, Bartley, AJ Packer e Skylar Spencer, che avrà il compito di cercare di intimidire il più possibile il folto pacchetto di lunghi a disposizione di De Raffaele. Sì, assolutamente, cominceranno con il quintetto che ha cominciato la partita proprio contro la Virtus. Campogrande schierato in campo, dovranno cercare sicuramente di limitare lo strapotere di Venezia con il reparto lunghi dentro l'area e poi cercare di difendere bene sulle situazioni di pick and roll. Trieste ha un vantaggio, però ha degli esterni bravi in 1 contro 1, bravi a giocare il pick and roll, e Venezia nelle prime uscite in difesa ha fatto molta fatica a contenere i giocatori su queste situazioni in difesa. Baldini, Bongiorni e Noce, la terna arbitrale qui all'Allianz Dome di Trieste. Dicevi bene Sandro, è un tasto sul quale ha battuto parecchio anche coach De Raffaele in settimana, quello di riuscire a leggere meglio le situazioni in fase difensiva, perché spesso e volentieri si sono trovati a fare un po' di confusione, liberando invitanti spazi per una squadra Trieste che ha nella batteria di esterni veramente la sua arma principale. Esatto, un altro argomento difensivo che sicuramente è stato trattato dallo staff di Venezia è quello del tagliafuori, ovvero cercare di limitare il numero dei rimbalzi offensivi conquistati dall'avversario. Nelle prime due gare non fanno sicuramente notizia, ma a Ulm è già la terza gara in cui se ne è avuta la riprova, più di 13 rimbalzi offensivi subiti ogni volta che Venezia scende in campo, questo sicuramente per togliere secondi possessi vitali all'avversario. D'altra parte invece coach Legovic chiede un maggiore coinvolgimento anche del limitato tra virgolette pacchetto lunghi, perché insomma i 3 americani hanno fatto furore sul parquet della Virtus Bologna, collezionando ben 64 punti sugli 80 totali. Questo la dice abbastanza lunga, insomma Sandro, i numeri non mentono. Non mentono, se contiamo anche la prima gara, 111 su 154, a dimostrazione di quello di cui parlavamo prima, ovvero che Trieste si appoggia molto nel gioco al reparto esterni, con Gaines che anche oggi parte dalla panchina, ma oggi c'è bisogno veramente del contributo di tutti. E allora pronti a partire con la prima contesa che viene vinta da Venezia, che manovra il primo possesso di questo match con Granger. Subito l'uscita dei blocchi di Bramos, adesso ancora Granger che riceve il pallone, Bramos si arresta, trova un po' di spazio dentro, ottimo lo scarico di Watt per la conclusione che va a bersaglio da parte di Derek Willis. Subito la prima tripla di questa partita e di marca Umana Reyer Venezia, la firma Derek Willis. E ora Corey Davis,
Esce per il blocco Spencer Davis, ha un po' di spazio forse per tirare, interrompe il palleggio, va da Bartley, post basso adesso per Spencer, duello gomito a gomito, perde l'equilibrio e perde anche il possesso del pallone. Può partire in transizione la Reyer subito con Willis che si arresta, va in punta per lo scarico, c'è grande libertà per Alaric Freeman che mette un'altra tripla, gran partenza di Venezia, 6-0. Scivola in attacco Spencer, si apre di fatto la transizione per Venezia e la tripla. E adesso altra palla persa, avvio abbastanza scioccante per Trieste con coach Legovic che deve già chiamare il timeout. Grande impatto invece, grande concentrazione dell'Umana Reyer Venezia con Willis che va a inchiodare la schiacciata, il quinto punto personale e l'8-0 per gli ospiti. Venezia è partita molto concentrata e determinata, come abbiamo visto con la prima tripla di Willis, a cui è seguita un'altra tripla, poi il contropiede schiacciata per l'8-0 che costringe il coach Legovic a fermare i giochi. Sandro, è passato appena 1 minuto e 3 secondi, ma te l'aspettavi una partenza così decisa di Venezia e così anche distratta, se vogliamo, da parte di Trieste? Mi aspettavo una partenza decisa da parte di Venezia perché ha sicuramente il dente avvelenato, ha visto sfuggire dalle sue mani il risultato nelle ultime 2 gare, Ulm e Pesaro, in maniera abbastanza eclatante, soprattutto nella gara di Pesaro, e questa sera vuole assolutamente cercare di uscire dall'Allianz Dome con i 2 punti in mano. E ora possesso per Trieste che deve di fatto ancora iniziare la propria partita, rischia qualcosa anche qui Frank Bartley sulla rimessa, continua l'aggressione, l'aggressività veramente su ogni zona del campo da parte dell'Umana Reyer Venezia che sembra aver preparato il match veramente come si deve alla grandissima. Ora riesce la ricezione a Corey Davis seguito come un'ombra da Alaric Freeman, porta palla Davis, attende AJ Packer che riceve, porta un po' palla, poi la cede a sua volta a Frank Bartley che ha un minimo di spazio per andare dentro, cerca l'avventura, lo scarico per Spencer che non riesce a gestire il contatto della difesa reyerina e va a sbagliare l'appoggio al tabellone. Organizza un buon attacco Trieste, fa arrivare la palla dentro al suo centro, però le mani non sono esattamente educate. E poi c'è grande fisicità davvero dall'altra parte con Granger ora che aspetta il blocco che arriva, lo scarico ancora per Willis che sembra on fire in questa parte iniziale di gara. Mitchell Watt faccia a faccia contro Spencer, si gira spalla canestro, tiro in allontanamento, c'è l'infrazione di 24 secondi e quindi Trieste dà segnali di risveglio importanti in fase difensiva. Sì, Trieste riesce a portare allo scadere del tempo Venezia, qui Watt colpevole perché non si accorge che il tempo sta finendo. E non me ne stavo accorgendo nemmeno io, tant'è che insomma pensavo ci fosse stato un tocco falloso inizialmente, invece ottima difesa di Trieste che ora cerca i primi punti della sua serata con Bartley, forzatissimo il suo tiro, cerca di andare in solitudine anziché giocare di squadra. Altra grande difesa di Venezia, ma qui Sandro direi demeriti da distribuire un po'. Soprattutto da parte di Bartley che cerca una conclusione individuale dove la difesa di Venezia invece è ben piazzata, ben sistemata in campo, costretto quindi a una forzatura quando sul cronometro mancavano ancora 8 secondi. E resta ancora a quota 0 lo score di Trieste in questi primi 2 minuti e 13 secondi di gioco, con Venezia che porta palla con Granger. Watt si fa vedere, Granger alza l'arcobaleno ma è corto e allora rimbalzo di Trieste che può partire in transizione. Bartley spinto anche dal pubblico riesce ad andare dentro e arriva a 7:30 dalla prima sirena, finalmente direi per Trieste il primo canestro è targato Frank Bartley. Con Freeman che non sa esattamente a chi accoppiarsi e libera di fatto il corridoio al canestro al giocatore di Trieste. Prova l'immediata risposta l'Umana Reyer Venezia, bello questo pallone servito dentro per Mitchell Watt da parte di Alaric Freeman. Arriva il tocco falloso della difesa giuliana e quindi primi liberi del match saranno per Mitchell Watt. Nell'azione di pick and roll Venezia è una squadra che usa molto dare la palla dentro ai suoi rollanti, in questo caso Watt, anche perché Spencer non era esattamente sulla traiettoria al ferro del giocatore che adesso qui in lunetta ha guadagnato 2 liberi. E il primo lo sbaglia con la palla che bacia il primo ferro alla tabella e poi si spegne fuori dal cesto, quindi seconda opportunità per Mitchell Watt per riportare Venezia sul 9-2 e sbaglia anche il secondo. Ottima la spazzolata in prossimità del cesto da parte di Tyler Spencer. Adesso Corey Davis prova ad accelerare i giri del motore, esce Campogrande forse per il primissimo pallone della sua partita. Adesso Frank Bartley
Va dentro da Skylar Spencer che libera in angolo, buona circolazione di palla, ottimo scivolamento però difensivo anche della Reyer, deve forzare Bartley, il rimbalzo è raccolto da Davis che è libero, ci prova dall'angolo e trova una tripla molto importante per il morale e per l'energia, -3 Trieste. Esattamente Emilio, soprattutto per il morale, un rimbalzo che cade lontano e appannaggio di Trieste che con la tripla si riporta a -3. Grande reattività, un po' pigra invece qui la difesa veneziana che è chiamata a far la voce grossa in attacco per dare un segnale, una risposta dopo una grandissima partenza. Ci prova Alaric Freeman con un pizzico di fortuna, ma il rilascio è dolcissimo e quindi altra tripla per l'Umana Reyer che torna a +6. Ed è stato preso proprio per questo, per il suo tiro addirittura con l'uomo addosso e con le braccia alte sopra. Dimostrazione di talento, di classe pura di Alaric Freeman. Ora Trieste è richiamata a rispondere con Spencer servito in maniera un po' complicata da Bartley, va a battagliare sotto canestro, forzatura e anche discreta giocata offensiva, un po' sfortunato qui Skylar Spencer. Transizione di Venezia che inizialmente non si completa, liberato in angolo Bramos che ha troppo spazio per non trovare il canestro da 3 punti, sta martellando dalla lunga l'Umana. 14-5 il parziale. Non riesce ad accoppiarsi in tempo Trieste sulla transizione di Venezia e Bramos trova solo soletto queste triple. E ora attenzione a Davis che alza una palla invitante, golosa per Spencer che manca però la layup. Allora transizione veneziana con Willis libero a sua volta da 3. Altro giocatore che di rilascio dolcissimo ne può spiegare veramente a tanti. Ulteriore canestro, 17-5, allunga la Reyer. Ma soprattutto perché trovano dei tiri con un buon ritmo in situazioni di transizione dove non riescono a essere accoppiati i difensori di Trieste. Ora l'ultimo tocco è veneziano, sembra aver ritrovato con quei 2 canestri in transizione grande furore anche difensivo la Reyer. Un furore che era un po' mancato nel primo iniziale timido segnale di ripresa da parte della pallacanestro Trieste, che però ora si trova sotto 17-5 ed è evidente insomma come non si riesca a respirare la stessa aria in fase difensiva per i ragazzi in canotta rossa. Adesso Davis, bloccone di Spencer, liberato Bartley che però non si prende la tripla, va col palleggio al resto di tiro, è corto e allora Reyer che può riproiettarsi in avanti per allungare ulteriormente lo score. Bramos finta la tripla, si va la Jason Granger che con l'arresto, palleggio e tiro va a sbagliare a sua volta, rimbalzo lungo di Packer, parte Bartley, fermato subito il contropiede da Alaric Freeman, gioco interrotto, ma resta il +12 per i veneziani. Questa può essere una buona idea, ovvero cercare la ripartenza come ha fatto Bartley qui, che anche nell'occasione precedente si è chiuso bene il difensore sul suo tiro, è stato costretto quindi a un tiro molto difficile, qui invece subisce il fallo nella situazione di transizione. Si sta provando a coinvolgere maggiormente anche Skylar Spencer che adesso tiene palla e la cede ad Ajay Packer, circondato da maglie bianche, gira sul perno svariate volte, vuole un po' di spazio che però non gli viene concesso. Allora pallone che torna ancora a Bartley che catalizza gli attacchi di Trieste in questa prima fase, va dentro forzando l'entrata, chiedendo un contatto che la terna però non ravvisa, spezza però il digiuno in fase offensiva Trieste che torna a -10. Subito di là però Freeman, lunghissimo il suo piazzato, Mitchell Watt giganteggia a rimbalzo, apre per Granger, a sua volta per Freeman, torna a ragionare la Reyer. Con calma, con pazienza, mancano ancora 6 secondi, 5 alla fine. E allora la palla vuole andare in banca a Willis, tiro in allontanamento, un po' sfortunato, la palla gira sul ferro, Bramos reattivo a rimbalzo, qui dorme un po' la palla canestro Trieste, servizio di Bramos per Willis che scarta il regalino e riporta i suoi a +12. Hai detto la parola giusta, Venezia è più reattiva e più cinica a appropriarsi di quei palloni. E adesso Ajay Packer si torna come sempre direi da Frank Bartley che ha toccato il 90% dei palloni di Trieste in questa prima fase, va dentro a sportellate Ajay Packer, e giocata significativa in mezzo ai tanti chili sotto le plance che ha a disposizione Venezia. Trieste sta cercando risorse da altri giocatori, li trova con questi 2 punti di Packer di cui ha assolutamente bisogno del contributo. Giocatore che ha più dimensioni, può essere molto pericoloso anche dietro l'arco dei 6,75, ovviamente non gli concedono questo spazio i reierini che ora vanno a sbagliare da sotto con Mitchell Watt nella tonnara di maglie rosse, esce comunque lui vincitore, riapertura per Freeman che va a sbagliare la tripla, è quasi una notizia visto lo spazio e la libertà di cui godeva. Può ripartire Corey Davis, c'è un contatto con Granger, non si fischia, si continua, c'è Packer che finta la tripla, va dentro, bella palla per Skylar Spencer con lucidità
con freddezza il canestro di Skylar Spencer, l'ottimo assist di AJ Packer. -8 Trieste, adesso è De Raffaele a chiamare timeout. 4-0 di parziale per Trieste nelle ultime azioni. Sembra che la squadra abbia ritrovato un po' il filo, soprattutto grazie al contributo di Packer, 2 punti prima e un assist veramente pregevole nell'ultimo canestro di Spencer, dimenticato dalla difesa della Reyer in mezzo all'area. Ce n'è abbastanza per costringere il coach De Raffaele al timeout. AJ Packer che alla soglia dei 30 anni trova il gusto di calcare i parquet della massima serie dopo tanta gavetta in Serie 2, dopo aver fatto male da avversario a Trieste anche diverse volte nella seconda divisione nazionale. Ti chiedo, Sandro, si pretende molto da un giocatore che ha la stazza per poter giocare sotto canestro, secondo te, di fronte ai tanti chili di cui dispone la Reyer? Ma è un giocatore che ha tante frecce al suo arco. È chiaro che quando trovi giocatori della stazza, dell'atletismo dei giocatori della Reyer fai più fatica. La Reyer è una squadra attrezzata per competere al massimo livello in Italia e in Europa. Willis non è un cliente facile da trovarsi davanti in difesa. Però diciamo che Packer un inizio silenzioso, adesso ha messo una cosa buona, un'altra cosa buona, e questo è quello che vuole il coach Legovic da lui. Mattoncino dopo mattoncino per costruire un tentativo di rimonta che per il momento ha portato appunto un 4-0 di parziale per la squadra giuliana, che si trova a -8, 11-19, possesso per Venezia, che fa entrare in campo Marco Spissu. Eccolo che porta palla, va da Freeman, movimento di Watt sotto canestro, duello con Spencer, il gancetto, il marchio di fabbrica di Mitchell Watt che indovina la retina e trova anche il tiro libero aggiuntivo. Spencer che cerca di limitare la penetrazione di Watt dentro l'area, però Watt è sulla sua mano forte e le lunghe braccia dello statunitense di Trieste nulla possono contro questa azione che avrà giocato almeno migliaia di volte nella sua carriera. Mitchell Watt. Peraltro è il secondo fallo, esatto, perdonami, per Skylar Spencer. Al suo posto Giovanni Vildera, maglia 14, uno che la Reyer la conosce perché insomma ha fatto il settore giovanile, quindi ne sa qualcosa dei colori oro granata. Completa il gioco da 3 punti Mitchell Watt e quindi in un amen ritorna in doppia cifra la Reyer sul 22-11, ricacciando indietro la pallacanestro Trieste, che ora ci riprova con Frank Bartley. Prova a farsi vedere a Jay Packer, il pallone invece è proprio per Vildera in punta. Eccolo Packer, spalle a canestro contro Bramos, può provare ad avvicinarsi, cerca lo spazio per provare la conclusione o la penetrazione, invece viene fermato fallosamente però da Bramos. Soprattutto Trieste brava perché sul cambio difensivo Bramos si trova su Packer spalle a canestro e lì Trieste va a giocare dove c'è il punto debole della difesa e guadagna un fallo. È appena il secondo, però siamo lontani dal bonus, quindi rimessa per Bartley che prova la tripla dall'angolo, si lotta a rimbalzo. Willis contro Vildera e Davis, la prende il primo che può riportare in avanti Venezia. Spissu chiede calma, chiama lo schema, si chiamano Bramos e Freeman. Eccolo che riceve Freeman, francobollato da Davis, prova a farsi vedere Mitchell Watt, riceve molto lontano da canestro, sportellate con Vildera, consegnato per Spissu che torna il pallone a Watt che va a forzare dalla media distanza con un rilascio splendido proprio allo scadere. E 24-11 Umana Reyer. E ancora una volta Watt toglie le castagne dal fuoco alla sua squadra perché allo scadere con un tiro veramente difficile da il più 13. Canestrone nel traffico e questo anche per il morale di Trieste è un brutto colpo. Prova a rispondere subito con Gaines la pallacanestro Trieste, arriva il fischio dell'arbitro e allora si andrà in lunetta con Frank Gaines che deve limitare un po' il bilancio di palle perse nelle prime 2 giornate, che l'ha visto spesso e volentieri cestinare dei possessi. D'altra parte però Sandro è giocatore che, se si vuol far leva sulle capacità realizzative, insomma si va da Gaines e si va in banca. È stato preso proprio per questo, per avere un alto numero di possessi. È prettamente un tiratore dalla lunga distanza, dai 3 punti, lo è sempre stato nella sua carriera, con gli anni ancora di più, però è un realizzatore, però ricordiamoci che ha anche un alto numero di possessi. 2 su 2 per lui. Fuori intanto Frank Bartley, dentro un altro figlio di Trieste, Stefano Bossi, che assaggia il sapore della Serie A1 dopo aver calcato questo parquet in Serie A2 da protagonista. Duello faccia a faccia con Spissu
i due avversari in una finale promozione dalla 2-1 quando spissero maglia Virtus Bologna. Bello lo schiacciato per Watt, di Watt per Bramos, chiedo scusa, va a sbagliare il sottomano rovesciato. Allora eccolo il primo possesso offensivo per Bossi che si affida a Packer. Adesso Corey Davis lo prende in consegna Granger, si va ancora da Jay Packer che ingaggia nuovamente il duello con Bramos. Giro sul perno, alza la parabola, sbaglia, è reattivo a rimbalzo, ma l'ultimo tocco direi è stato proprio di Jay Packer, quindi torna il possesso nelle mani di Venezia che mantiene la doppia cifra di vantaggio. Cerca ancora una volta Trieste di andare nella situazione di mismatch, spalla a canestro, Packer contro Bramos. La posizione non è delle migliori e non gli permette di utilizzare la tabella, che da quella posizione potrebbe essere più semplice da fare, invece il tiro non prende neanche il ferro e Venezia può ripartire. Fuori a rifiatare un attimino Mitchell Watt e Bramos, dentro De Nicolao e Tessitori. Chi non rifiata è Derek Willis, ottima la partenza, grande passaggio poi di Granger che fa una cosa di classe infinita coinvolgendo Tessitori. Rilascio tenero e più 13 per Venezia. L'area troppo libera in difesa per Trieste e tutto diventa facile lì dentro. E ora body check un po' troppo potente, violento da parte di Tessitori su Frank Gaines. Arriva il fallo per il numero 00 dell'Umana Reyer Venezia, 18 secondi e 5 al termine del primo quarto, più 13 per l'Umana Reyer. E vediamo Venezia sulle rimesse, anche sulle rimesse a fondo prima utilizza questa zona che poi spesso e volentieri segue a uomo. Packer adesso ha un po' di spazio, è un tiro libero in movimento e lo realizza Jay Packer, bloccando questa emorragia non realizzativa di Trieste. Ultimo possesso per la Reyer che ci prova con Granger, la tripla allo scadere del cronometro del primo quarto, 29-15, altra mazzata per il morale dei biancorossi. Primo quarto decisamente di marca oro-granata, mentre stiamo vedendo gli highlights di questi primi 10 minuti di gioco. 35 secondi alla ripresa delle ostilità tra Trieste e Venezia. Jason Granger, che aveva fatto ammenda in settimana, aveva fin qui un poco lusinghiero, 3 su 18 da oltre i 6,75 nelle prime gare ufficiali di questa stagione. Direi che, vista l'ultima perla, Sandro, il mea culpa sta producendo effetti importanti. È un giocatore di grande orgoglio, bisogna dire innanzitutto questo, sudamericano, anche se la mamma ha origini italiane, il padre un giocatore statunitense professionista che ha conosciuto la madre proprio mentre giocava in Uruguay.
e quindi vuole far vedere di che pasta è fatto. Qui parliamo di uno dei protagonisti delle ultime Euroleghe degli ultimi anni, quindi un giocatore di alto livello che conosce bene come affrontare certe situazioni, diciamo che si farà apprezzare dai tifosi della sua squadra. Intanto striscione abbastanza strappalacrime della curva nord, il ricordo del giovanissimo cestista Eugenio a 6 anni dalla scomparsa, mentre qui si è ripreso a giocare con Vildera che va da Stefano Bossi, la finta di tiro, prova a forzarla in seconda battuta su De Nicolao, sfortunato, la palla prima sembra entrare poi esce e allora rimbalzo con Marco Spissu che riporta in avanti i suoi, esce forte De Nicolao. Preso in consegna da Stefano Bossi, De Nicolao prova ad andare dentro, Corey Davis a sua volta deve vedersela con Granger, la chiama Tessitori, ingaggia il duello con Vildera, spalla canestro, gira sul perno, un po' di indecisione a rimbalzo ma alla fine Packer e Bossi completano il recupero, ancora Bossi. Serie di esitazioni con Spissu, interrompe il palleggio, buono lo scarico per Davis che non si prende la tripla, va adesso da Bossi, il passaggio non è granché, così come non è granché la tripla di Bossi che è cortissima. Davis può provare di nuovo a rialimentare l'azione per i suoi, va dentro Bossi con coraggio, con forza, contatto falloso da parte di Spissu. Ancora una volta bravo Packer, opportunista a vedere dove cade il pallone dopo la tripla tentata dal suo compagno, a capitalizzare questo pallone, a permettere poi a Trieste, con la circolazione di palla che ribalta al lato, di guadagnare questo fallo sulla penetrazione a Bossi. E adesso proprio Bossi andrà in lunetta con 2 tiri liberi, mentre rivediamo il contatto falloso con Spissu. Il primo di Bossi va a bersaglio e allora Trieste torna a muovere il proprio tabellino, 16 punti dei biancorossi, 29 però quelli dell'Umana Reyer Venezia che resta saldamente in vantaggio. Bossi fa 2 su 2 e porta a meno 12 i suoi, prova la pressione a tutto campo Trieste con Spissu subito braccato forte da Stefano Bossi, interrompe però la corsa in avanti Marco Spissu e si affida adesso a Brooks. De Nicolao, Granger esce un minimo di spazio su Davis, bravo però subito a rintuzzare, ancora Granger va dentro in angolo, Spissu, è una mattonella di Marco Spissu e lo conferma andando a bersaglio con la tripla, 32 Venezia, 17 Trieste. Ma ancora una volta una perla, il passaggio, quindi nel frattempo Gaines perde palla, il passaggio di Granger. Contropiede adesso con De Nicolao che va dentro riuscendo ad accarezzare il tabellone, a realizzare i 2 punti e a trovare anche il tiro libero supplementare. Dopo i 2 liberi di Bossi ricomincia il monologo dell'Umana Reyer Venezia. Sì, esattamente, Venezia non si scompone nonostante la posizione precedente e immediatamente converte in attacco e De Nicolao guadagna il fallo. Chiamato sul parquet il nuovo capitano della pallacanestro Trieste, Lodovico De Angeli, fuori Stefano Bossi. E adesso in lunetta De Nicolao per completare il gioco da 3 punti e lanciare i suoi al massimo vantaggio. Operazione completata con successo, 35-17, passivo pesante per la pallacanestro Trieste. Per giocare contro queste squadre bisogna essere perfetti. Fino a questo momento Trieste non l'è stata, ma ripeto, la partita è ancora lunga. Assolutamente, Bartoli adesso prova ad andare dentro, un po' di spazio per Davis, piedi dietro l'angolo, ma non riesce a trovare, pur con spazio, una tripla che sarebbe stata molto importante. E adesso Granger si alza da 3 punti, secondo ferro, rimbalzone di Frank Bartley che prova a riportare in avanti i suoi, la chiede, era abbastanza libero Frank Gaines, mentre Bartley fa tutto da solo e Gaines fa un cenno col capo non proprio rassicurante. Si intestardisce Bartley perché vuole immediatamente la soluzione personale nei primi secondi dell'azione, ma Venezia è pronta in difesa. E ora prova a riportarsi in avanti con De Nicolao, non certo paga del più 18 che sta maturando, va ad interrompere quasi il palleggio Brooks che invece poi si butta dentro, sfrutta o prova a sfruttare il mismatch con Bartley, buona difesa del 24 biancorosso e ora Gaines contro Spissu. Esce molto alto Vildera, circolazione del pallone, De Angeli tripla dall'angolo, non va nemmeno questa, sta tornando a sparacchiare un po' da 3 la pallacanestro Trieste con Venezia che invece lucida e cinica là davanti con l'assist panoramico di Spissu e il comodo appoggio di Tessitori fa più 20, nuovo time out per Legovic. Costretto al time out perché
Trieste ha una strana fretta in attacco, si prende dei tiri nei primi secondi dell'azione senza aver mosso la difesa. È più facile per la difesa difendere in questa maniera qua, non c'è equilibrio offensivo e poi chiaramente fai fatica anche a recuperare e avere un'adeguata transizione in difesa, e Venezia ne sta beneficiando. La sensazione, Sandro, è che ci sia un po' di confusione sia a livello tecnico ma anche a livello mentale. Poi certo, trovarti sotto di 20 in casa contro Venezia sicuramente non aiuta. Beh, direi di no. 37 i punti subiti, 17 quelli realizzati. Il secondo time out chiamato dalla panchina della squadra di casa. Serve un atteggiamento diverso rispetto soprattutto quando affronti corazzate come la squadra ospite. Mentre qui abbiamo un quadro dei punti con Willis unico in doppia cifra a quota 10, però i punti sono piuttosto ben distribuiti tra i tanti giocatori a disposizione di coach De Raffaele, al quale ricordo ancora mancano Moraschini in procinto di rientrare e l'ex amatissimo qui dalle parti di Valmaura Jordan Parks, mentre fanno comprensibilmente festa il gruppetto di fedelissimi tifosi reierini arrivati qui a Trieste. Trasferta tutto sommato abbastanza praticabile in termini di distanza. Si riprende a giocare con Corey Davis, esce De Angeli, cambio di marcatura con Spissu accettato, adesso Gaines ancora per De Angeli che può cercare di avvicinarsi a canestro anche se Tessitori è pronto per aiutare. Arriva il fischio dell'arbitro, fallo in attacco per Trieste. De Angeli viene cercato spalla canestro perché è marcato da un piccolo, però poi c'è Vildera che in qualche maniera cerca di liberare il tiro di Gaines, una volta, due volte, decisamente troppe perché il blocco è in movimento e quindi Venezia può ripartire. E vediamo se sfrutterà questo ulteriore errore di Trieste l'Umana Reyer Venezia con Spissu che va in angolo da Bramos, finta di tiro su De Angeli, l'arresto, la conclusione in seconda battuta sbagliata, rimbalzo di Vildera, subito Bartley per Corey Davis che ha spazio per andare dentro, bello lo scarico per De Angeli che ha grande libertà per tornare a muovere il tabellino biancorosso, meno 18. Soprattutto spingendo il contropiede con le ali che corrono, De Angeli da sotto non viene preso. Una delle poche situazioni nelle quali l'Umana Reyer Venezia ha lasciato abbastanza spazio per una conclusione comoda alla squadra giuliana. Adesso De Nicolao solo contro tutti, va da Tessitori contro Vildera, ambizioso il suo sottomano ma c'è la reattività di Brooks, non c'è aiuto a rimbalzo e Brooks ne approfitta. Soprattutto perché riesce a seguire molto bene allo scadere dei 24 secondi proprio il tiro del compagno che non aveva toccato neanche il ferro. De Angeli finta il backdoor su Gaines, si torna fuori da Vildera che cerca aiuto da parte di qualcuno, arriva Corey Davis, bello il movimento con Vildera, finalmente un pick and roll eseguito come si deve e arrivano i 2 punti per Vildera, 21-39. Questa è una delle situazioni che potrebbe far male a Venezia, soprattutto se la squadra avversaria gioca pick and roll dinamici. Prova ad alzare l'aggressività De Angeli su Brooks ma non riesce a intercettare questo pallone Spissu. Il movimento a uscire di Brooks che ingaggia il duello personale contro De Angeli, forse si aiuta un pochino con le braccia Jeff Brooks e invece il fischio va contro Lodovico De Angeli. Adesso diamo un'occhiata anche al replay. Qui il braccio destro sembra che vada a spingere l'iniziativa di Brooks, ecco perché viene fischiato il fallo, rientra in campo Packer, De Angeli viene richiamato invece in panchina, De Angeli costretto dall'assenza di Lever a giostrare nella posizione da numero 4. E già le rotazioni sono abbastanza risicate, se poi ti va a mancare un giocatore che ha chili, centimetri e anche talento come Lever diventa tutto ancora più difficile. E a proposito di cose ancora più difficili, Spissu ci mette dentro una tripla così tanto per gradire, 42-21. Perché la difesa del lungo è troppo distante dal tiro di Spissu. Davis con Gaines che inizialmente cerca l'avventura oltre l'arco di 6,75, grande difesa di Venezia, scarico pessimo qui di Gaines, va dentro Spissu che però va a spingere commettendo direi fallo in attacco. Gestualità del direttore di gara mi sembra piuttosto chiara, Spissu non è proprio d'accordo. Nessun giocatore è mai d'accordo quando l'arbitro ti fischia un fallo. Qui allarga il braccio Spissu sulla sua iniziativa in contropiede. Ecco perché viene fiscato il fallo. Con Bartley che ha rischiato di finire fuori dal palasport per cercare di evitare gli ostacoli lungo la propria strada. Tanto fuori proprio Spissu e rientra Granger. Momento di discreto nervosismo che sicuramente non aiuta una Venezia in assoluto controllo fin qui.
Sì, direi di sì, il pubblico chiaramente cerca di aiutare i suoi beniamini, ma fino adesso Venezia è stata veramente ineccepibile nel suo piano partita. Tant'è che sta doppiando a livello di punteggio la pallacanestro Trieste, che prova a farsi rivedere con Corey Davis, serie di crossover su De Nicolao che viene stordito dall'ottimo ball handling di Corey Davis, che spezza questa inerzia prettamente reierina e mette dentro il 23-42. Frutto del suo talento individuale, 1 contro 1, la spaziatura non è delle migliori con i suoi compagni, ma pareggia resta e tiro, trova lo spazio. E ora gran lavoro di Michel Watt, che comodamente riesce a impedire il tentativo di anticipo di Vildera, e poi tutto solo soletto appoggia la schiacciata morbida del nuovo più 21 Oro Granata. E adesso Gaines deve riuscire ad accendersi in qualche modo, prova una tripla, eccola qua, arriva la prima gioia da 3 punti per Frank Gaines in questa serata in faccia a Michel Watt, che è già di qua contro Vildera, il solito gancetto, il solito canestro. Gaines, attenzione, perché se si accende può diventare un dolore però per gli avversari, però in attacco Venezia spadroneggia con grande facilità, con molta serenità, segna praticamente ogni possesso. E ora Vildera, l'ottima finta su Michel Watt, qui con grande lucidità e grande freddezza Vildera riesce a far abboccare il diretto avversario, a conquistarsi il contatto e a trovare il canestro in attesa del potenziale gioco da 3 punti. Soprattutto con l'utilizzo delle finte, fa saltare il suo diretto difensore e poi quando questo sta ricadendo allora lui va a tirare. Meno 18 però la montagna è ancora bella ripida e lunga da scalare per la pallacanestro Trieste, che dà qualche timido segnale di risveglio, se non altro in fase offensiva. Penso anche alla tripla di Frank Gaines di poco fa, mentre il gioco deve ancora riprendere. 3:30 all'intervallo lungo, 28 Trieste, 46 Venezia. Pensa che Vildera una volta nel settore giovanile era un esterno, poi con gli anni l'hanno trasformato in un bel centrone, in un bel 5, anche se l'altezza non è proprio per giocatori di quella posizione. Cerca di farsi valere, diciamo, con i chili e con la stazza, completa peraltro il gioco da 3 punti, portando Trieste a meno 17. De Nicolao, serie di finte, Watt rischia l'infrazione di passi, che direi è arrivata, sì, puntuale la segnalazione del direttore di gara, e allora palla recuperata da Trieste, una rarità in questa serata fin qui. Sì, quello che c'è di buono finora è il risicato numero delle palle perse da entrambe le formazioni, 5 per Trieste, 2 per Venezia, meno quello che ci dicono le statistiche, ancora zona per Venezia. Gaines, Bartley fa saltare Granger, va dentro, altra palla interessante per Vildera, che ha grande spazio, 31-46, troppo spazio secondo coach De Raffaele, che infatti interrompe il gioco e richiama i suoi in panchina. Brava Trieste a muovere la palla, soprattutto non perdere il ritmo in attacco contro questa zona, ripeto, proposta dallo staff tecnico di Venezia, che poi normalmente si adegua a uomo. Trieste invece gioca col suo ritmo, trovando cose semplici, l'uomo libero, in questo caso l'uomo libero sotto canestro, e Vildera, cercando di sfruttare magari quelle pause che in queste prime uscite ufficiali stagionali sono state un po', tra virgolette, un marchio di fabbrica della Reyer. Sicuramente non un pregio il fatto di trovarsi poco prima di metà gara a più 21. Può, secondo te, Sandro, magari portare il timer dell'attenzione a spostarsi su off qualche secondo? Ma Venezia è una squadra esperta, è vero che c'ha un nucleo e diversi giocatori nuovi, però sui giocatori veterani, giocatori esperti, un giocatore come Granger faccio fatica a pensare si possa rilassare prima del 40° minuto di gioco, per cui di solito il secondo tempo è sempre più facile da giocare per la squadra che è in svantaggio. Vedremo se sarà così anche questo copione. Ripeto, Venezia è una squadra comunque esperta, che ne ha vissute di ogni avventura sulla sua pelle e sa come affrontare queste situazioni, però c'è da dire che negli ultimi minuti Trieste ha dato comunque qualche segnale di vita importante e ha rintuzzato, ricucito un minimo, un gap veramente importante, con un parziale di 10-4 si è riportata da meno 21 a meno 15, 31-46, pronti a riprendere il gioco a 3 minuti esatti dalla seconda sirena dall'intervallo lungo. La porta Jason Granger, viene preso da Davis, serie di movimenti tra Brooks e Watt, è quest'ultimo a bloccare, fallo di Vildera, fischio immediato della terna arbitrale. Il Pala Trieste gradisce così, ma lo scivolamento di Vildera sulla situazione del pick and roll, la difesa del pick and roll è in ritardo e quindi il suo corpo va a contatto con quello del palleggiatore, non c'è da eccepire.
È il quarto fischio contro i biancorossi in questo secondo quarto. Dal prossimo andrà in lunetta l'Umana Reyer Venezia, che ora riprende la sua marcia. 10 secondi per la conclusione. Granger interrompe il palleggio, raddoppiato, va fuori da Willis. De Nicolao, adesso Watt faccia a faccia con Vildera, arresto, tiro, canestro. Ancora Michel Watt, ancora la sua classe. Questi sono tiri difficili e Vildera l'ha tenuto lontano dalla sua comfort zone, però Watt ha il talento anche per realizzare queste conclusioni. 11 punti, 5 su 6 da 2 per Mitchell Watt. Dall'altra parte Vildera cerca Corey Davis, che ha il compito di accendere un po' la luce per i suoi. De Nicolao gli sta alle calcagna, Vildera va per terra, Mitchell Watt. Vildera è sfortunato ma poi reattivo nel prendere il rimbalzo e tornare a bersaglio. 33-48. Bravo Vildera, che comunque con le brutte o con le cattive si crea lo spazio andando a impattare contro il corpo di Watt, poi cattura il suo stesso rimbalzo e la mette dentro. Buone cose per Vildera in questa parte di gara. Non avrà i centimetri probabilmente dei giocatori di questa posizione, ma sicuramente in quanto a cuore e a carattere non è secondo a nessuno. E intanto scambio di pensieri non credo granché condivisi tra coach De Raffaele e direi Bongiorni su quest'ultima situazione. Forse chiedeva lo sfondamento, sì, ai danni di Mitchell Watt. Assolutamente quello che chiedeva lo staff tecnico. Nel frattempo viene sostituito proprio Vildera ed Legovic abbassa il quintetto mettendo De Angeli da 4 e Packer da 5. Ed esce tra i meritati applausi Vildera. Buono il suo scampolo di partita in un duello senza esclusione di colpi con Mitchell Watt. Allora andremo a vedere Packer in questa inedita tra virgolette posizione di 5. Arresto e tiro di Granger, subito Watt che cerca di far valere centimetri, chili e senso della posizione. L'ultimo tocco però è suo, recupera Trieste. Trieste che riesce a lasciare inviolata la sua retina su questa conclusione da fuori di Venezia. Ancora una volta difesa tattica proposta da coach De Raffaele. Un centinaio di secondi all'intervallo lungo, possesso importante per Trieste per ridare corpo a un momento che vede una discreta inerzia biancorossa. Un cross però quello di Bartley, che da inizio partita, a dirla tutta, si sta intestardendo e incaponendo spesso e volentieri nella soluzione personale. Sì, esatto, hai detto proprio le parole giuste. Sta cercando di aprire la sua partita dall'attacco, ma tante volte sono forzature. 2 su 7 per lui. E infatti viene sostituito da coach Legovic, che lo richiama in panchina, inserendo nuovamente Campogrande. Campogrande praticamente tavellino immacolato nella sua prima discesa in campo. Fin qui 2 punti e 3 a partita con 2 rimbalzi e 0,7 assist. Vabbè, insomma, che siamo appena alla terza giornata, quindi le statistiche si scrivono abbastanza presto, ma si chiede maggior impatto e maggior responsabilità a un giocatore che comunque di talento ne ha. Anche perché veramente quest'anno ha tanto spazio e avrebbe una grande occasione per dimostrare di essere di più di un tiratore. Mentre De Nicolao va a sradicare letteralmente il pallone dalle mani di AJ Packer, che allarga un attimo le braccia spazientito, chiedendo forse un fischio che però non arriva. E allora Venezia con Granger, lo scarico proprio per De Nicolao, che completa il suo magic moment, prima recupero e adesso tripla. E Venezia punisce quel minimo aiuto difensivo di De Angeli, trovando lo spazio per la tripla di De Nicolao. E Trieste ancora una volta la palla persa. Queste situazioni, soprattutto all'inizio del campionato, si possono verificare spesso perché i giocatori ancora non si conoscono, non si guardano, non c'è il contatto visivo. Gaines, cercando le mani di Davis, perde un pallone. E 30 secondi molto pesanti questi, perché Trieste con Bartley aveva la palla per il potenziale meno 13, si trova a meno 18 con una palla persa banalmente. Adesso arriva il fischio della terna arbitrale. Andiamo a vedere i danni di chi. Cerchiamo di capire, andrà in Packer. lunetta comunque Packer. Anzi, forse Davis. Adesso diamo un'occhiata. Qui intanto spallate tra Gaines e Bramos. E forse proprio il fallo di Gaines, allargando quel gomito su Bramos, che cercava l'uscita dei blocchi. Gaines sta cercando proprio di impedire allo statunitense di passaporto greco di Venezia di uscire da quella situazione, ma comunque va bene Venezia perché guadagna il fallo. Una delle istituzioni orogranata, uno dei pochi reduci direi, insomma, del roster a disposizione di coach De Raffaele, rivisto e stravolto per certi aspetti, anche ampliato e allungato
dalla stagione scorsa a quella corrente, più 20 per Venezia, forzatona di Corey Davis che fa un grandissimo canestro. Non può però essere sempre domenica, tra virgolette. No, però è bravo Davis ad attaccare Granger, scusa, che gli dà il corridoio, e poi sotto canestro Watt non può nulla. Probabilmente il migliore dei suoi Corey Davis, dico molto umilmente, mentre linea di fondo percorsa con qualità, veramente come se fosse sullo sci nautico. Mitchell Watt veramente veleggia tranquillo e va ad appoggiare il nuovo più 20 per Venezia. Ultimo possesso del primo tempo con Corey Davis che va in solitudine, grande aiuto di Willis che va a sporcare il tentativo di appoggio o di schiacciata di Ajay Packer. Arriva la seconda sirena, il parziale è decisamente eloquente. Pallacanestro Trieste 35, Umana Reyer 55. 26-20 il parziale per Venezia. Per Trieste le cose in attacco vanno un filino meglio rispetto al primo quarto, ma è ancora la difesa che fa grande difficoltà, non riesce veramente ad arginare, non riesce a mettere la giusta pressione ai giocatori della Reyer Venezia, ai quali veramente riesce tutto quanto facile. Organizzazione dei tiri dal perimetro, 9 su 12 per ora la percentuale di Venezia proprio dalla lunga distanza, 61% totale dal campo, 54% i possessi, la percentuale dei possessi da dentro l'area. Quindi ripeto, per il momento la difesa della squadra di casa non può arginare lo strapotere della Reyer. E qui Spencer ne approfitta. Watts aspettava un cambio, cosa che non è avvenuta. E adesso occhio a Granger che ingaggia la battaglia personale, prima semina Spencer, poi arriva Corey Davis che lungo la linea di fondo commette fallo. Sulla penetrazione proprio di Granger che vede il ritardo di Davis e va a guadagnare un fallo. E ora rimessa dalla linea di fondo, si va in punta da Mitchell Watt. C'è Granger che va a seminare Davis, si accoppia con lui Campogrande, pallone ceduto ad Alaric Freeman, faccia a faccia contro Bartley, 2 secondi, 1 secondo, parte il suo tiro, è un mattone che viene intercettato inizialmente da Packer che poi la lascia lì, palla vagante raccolta da Mitchell Watt che col solito gancetto punisce questa ennesima distrazione di Trieste. Ma soprattutto dopo che Trieste aveva la palla nelle mani, aveva controllato bene quel rimbalzo, la sfida semplicemente l'attacco di Venezia per 2 facili. E adesso Spencer va dentro, contatto con Mitchell Watt, si continua a giocare, pallone un po' impreciso per Corey Davis che ha 6 secondi per ricominciare l'azione.
contro Mitchell Watt, il mismatch è ampio, va dentro Corey Davis con coraggio, con qualità, appoggiando il nuovo meno 20 al tabellone, approfittando proprio del vantaggio di essere più veloce sul cambio difensivo contro Watt. e adesso è proprio Watt che riceve palla, si gira per vie esterne con Bramos, preso in consegna da Campogrande, si va da Granger e si rinnova il duello in post. Allontanamento di Watt su Spencer, buona difesa di Skylar Spencer che raccoglie il rimbalzo e ripropone per Bartley. Riesce comunque a separarsi per il suo classico tiro Watt, ma questa volta non va. Ora lo scarico per AJ Packer che forse pregusta per una frazione di secondo la tripla, riapre invece per il nuovo mismatch con Corey Davis. Campogrande si alza dai 3 punti e va a realizzare una tripla molto importante per il morale di Trieste. Meno 17, timidi segnali di riscossa, time out Venezia. È proprio quello di cui aveva bisogno coach Legovic dai suoi giocatori, ovvero la tripla di Campogrande che apre di fatto le sue marcature nella sua specialità, e qui coach De Raffaele ha visto forse qualche segnale di rilassatezza in qualcuno dei suoi giocatori, non vuole dare a Trieste l'inerzia dopo questo tiro e ferma immediatamente il gioco. Cerca la ricetta chiamando i suoi in panchina coach De Raffaele, mentre si rianima un po' il tifo, che però di base non è mai mancato da parte della curva nord del Pala Trieste, dell'Allianz Dome, del Pala Rubini, che dir si voglia. Ricordiamo a tutti gli appassionati di seguire la pagina Instagram Eleven Basket per rimanere aggiornati su tutto quel che concerne il basket di casa nostra, ma anche il basket europeo, perché Eleven già la settimana prossima ne avrete la prova, seguirà tutte le principali competizioni continentali, perché insomma rimanete sintonizzati sui canali Eleven Sport per vivere il grande basket italiano ed europeo che ovviamente coinvolge le nostre squadre. Cerca di allungare la difesa intanto Trieste tutto campo senza esercitare una vera e propria pressione, però qui Davis prova invece ad allungare con il corpo sul palleggio. Ed è una grande palla recuperata da Davis a Campogrande che ora si libera, c'è l'erroraccio però nella gestione del pallone, gli viene recapitato un assist che definirlo tale mi sembra un po' un insulto qui da parte di Bartley. Era una buona iniziativa quella difensiva di Davis che costringe Venezia a una persa e qui quasi ancora riesce a rubar palla a Granger. Poteva essere davvero un momento di ottima inerzia con il recupero e possesso completato, invece è stato cestinato banalmente e ora si va dalla parte opposta. Il cenno d'intesa tra coach Legovic e Bramos, è arrivato un fischio contro la difesa. Sì, contro Campogrande che cercava ancora una volta di togliere l'uscita dei blocchi a Bramos, però sbatte contro il corpo del greco e il fallo arriva. 7 minuti tondi da giocare, 14 per il possesso oro-granata in questo terzo quarto, sul 59-42 per l'Umana Reyer Venezia, con Freeman che esce, si riaffida a Jason Granger che interrompe il palleggio, finta la tripla, va da Watt che resiste al ritorno di AJ Packer ma lo stende commettendo fallo in attacco. E questo vuol dire avere un giocatore in campo come Granger che riesce a far filtrare il pallone dentro l'area, anche se poi questa volta Venezia non trova i 2 punti, ma Trieste può ripartire con Packer questa volta che si trova nelle inedite vesti di playmaker, comunque un Lugo che ha trattamento di palla. E si è visto anche perché la guardia di Willis non era proprio delle più morbide. Adesso Bartley va dentro, penetra, scarica proprio per Packer, si torna da Campogrande, corre il cronometro, 7 secondi per tirare per Trieste con Corey Davis che va dentro, trova il tunnel giusto per infilarsi nelle maglie bianche dell'Umana Reyer Venezia e Trieste adesso è a meno 15. 9-4 il parziale di questo inizio terzo quarto. Sembrano migliorate un po' le cose in chiave difensiva e di cattiveria, di agonismo. Fallo in attacco qui da parte di Ray Di Willis che muove il blocco, va a schiantarsi Frank Bartley e arriva una nuova recuperata da parte di Trieste che è in un buon momento. Esatto, sì, soprattutto dal punto di vista difensivo, ed è da lì che deve ripartire la squadra giuliana, dalla difesa mettendo maggiore aggressività, pressione sulla palla e poi sulle linee di passaggio. E Davis è stato un'ottima guida per i suoi giocatori, per i suoi compagni all'inizio di questo terzo quarto. Adesso è Bartley però a portare avanti i suoi, si dimenticano l'aiuto vicino a canestro i reierini, altri 2 punti per la palla canestro Trieste, 46-59 e adesso si scalda anche l'Allianz Dome. Spissu
i fischi assordanti del pubblico giuliano. Watt vuole palla in banca, vuole andare da Freeman, crossover su Bartley, penetra, scarica, sbaglia, ultimo tocco, direi veneziano. Cerchiamo di capire, perché la gestualità del direttore di gara sembrava inizialmente dare palla a Trieste, invece si resta con il possesso per Venezia. 4 secondi e mezzo soltanto però per andare alla conclusione. Fuori Mitchell Watt, rientrano i chili e i centimetri di Tessitori. Però ancora una volta la difesa di Trieste si chiude bene sulla penetrazione. E adesso ancora fischi con Spissu, si dimenticano di Freeman, ma poi Bartley lo stoppa con una grandissima giocata difensiva. E allora Corey Davis per cavalcare il momento propizio, anche se Legovic chiede calma, disperatamente calma ai suoi. Dentro Bartley che di calma non ne dimostra, pallaccia per Spencer e recupero importante per Venezia con Ajay Packer che qui quasi con un braccio teso stile Hulk Hogan degli anni 80, insomma commette fallo su Spissu, spezzando un minimo un'inerzia che adesso è quasi marcatamente giuliana. Credo che gli arbitri andranno a rivedere l'instant replay su questo intervento di Packer in transizione su Spissu. Dall'altra parte vediamo qui, questo è un fallo. Che ne pensi? Penso che sia un fallo che giustamente gli arbitri vanno a rivedere. Piacerebbe rivederlo ancora una volta se possibile, per cercare di capire esattamente dov'è la posizione della palla di Spissu, però il contatto eccolo qua. Anche perché dal primo replay la porzione di palla non si vedeva e per cui non sappiamo bene quanto distante fosse dal tentativo di intervento di Ajay Packer. Credo che possa essere chiamato. Vedremo l'interpretazione che daranno gli arbitri. In un momento delicato, topico di questa partita, con Venezia che era clamorosamente in controllo, ma eccolo forse qua. Spissu porta via esattamente il pallone. Qui Packer allunga la mano andando a cercare proprio poi trova il corpo di Spissu. Rivedendolo forse lasceranno il contatto com'è, vediamo. Continua il conciliabolo al tavolo da parte dei direttori di gara e viene dato antisportivo. Il pubblico non gradisce. Secondo te, Sandro, è un'interpretazione che può starci per il fallo? Sì, può starsi soprattutto per il tipo di veemenza nel contatto. Questa credo sia l'interpretazione degli arbitri, e comunque Packer è andato nella direzione della palla. Poi è vero, ha preso in maniera netta e abbastanza ruvida il corpo di Spissu. Credo che questo sia quello che ha indotto gli arbitri a chiamare l'antisportivo. Cerca spiegazioni Packer con la terna arbitrale, mentre Spissu approfitta per il 2-2 che riporta Venezia a più 15, 6-1, 4-6, 5-24 da giocare nel terzo periodo, in una gara che Trieste stava riprendendo per i capelli, ma si stava riavvicinando. Adesso Venezia torna a più 15, palla in mano, Freeman, arresto, tiro, sbaglia. E allora rimbalzo di Campogrande, c'è più energia, c'è più presenza però per Trieste in questo terzo periodo. Si stanno vedendo risposte abbastanza importanti. Ajay Packer prova con coraggio ad andare dentro, va a forzare sul contatto con Willis, si continua a giocare l'errore di Packer, si torna di là. Spissu, Tessitori, canestro, 63-46, Venezia punisce. E questi sono i canestri che non si può permettere la squadra in rimonta, perché tolgono il morale queste transizioni con l'assist così facile dentro l'area per il lungo che corre. Un mini parziale di 4-0 di Venezia che ricaccia indietro le velleità di Trieste, che ora si costruisce lo spazio con Bartley che va a sbagliare dai 6,75, mani insaponate a rimbalzo per Spencer che si dimentica il pallone, si va di là, Bramos dall'angolo non punisce, primo ferro, rimbalzo, adesso transizione immediata di Bartley che vuole ragionare, per poco non la perde, Spencer gliela recupera e gliela riaffida. E adesso ancora Bartley, va dentro per Spencer, cercava la schiacciata, si limita a un più proficuo ed efficace appoggio a canestro, 4-8-6-3. Soprattutto perché Spencer è un giocatore che va al livello del ferro, quindi l'assist, lo spazio per l'assist al volo c'era. E ora la risposta di Venezia con Spissu in punta, Bramos si libera per un attimo, palla dentro il backdoor per Tessitori, altra ottima difesa di Trieste che può riprovarci con Bartley che va dentro, forza, sbaglia, Packer a rimbalzo, tocco falloso direi di Bramos. E allora Trieste può riavvicinarsi ulteriormente, spinta anche dal calore del proprio pubblico.
Sì, qui ancora una volta Bartley in 1 contro 1 cerca di andare contro il corpo del diretto avversario e Trieste poi sul rimbalzo guadagna un fallo con Packer, provvidenziale sempre nella sua posizione in campo. L'intelligenza cestistica di AJ Packer, la capacità di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, e adesso il viaggio in lunetta. Parte il primo, è lunghissimo, è anche abbastanza storto, per cui resta a meno 15 Trieste, che avrebbe anche le opportunità, e le ha avute nei 2-3 minuti precedenti per riavvicinarsi ulteriormente, le ha cestinate con un po' di fretta, un po' di frenesia. Adesso per il secondo Packer, il secondo va solo retina, 49-63, e comunque Trieste tiene viva questa partita. 3:50 alla fine del terzo quarto, fuori Campogrande, rientra Gaines. Soprattutto perché in 6 minuti e poco più di gioco ha concesso solamente 8 punti a Venezia. E considerato che Venezia ne ha messi 55 nei primi 20, insomma direi che l'inversione di tendenza è abbastanza importante. E adesso Venezia che prova a ritrovare fluidità, spazio, c'è più cattiveria però in fase difensiva per Trieste, che è pronta a mordere i garretti delle maglie oro granata. De Nicolao, ancora l'anticipo di Davis, il pallone esce ma l'Allianz Dome apprezza decisamente. Corey Davis ancora una volta puntuale nella pressione sia sulla palla e in questa occasione sulle linee di passaggio. A Venezia rimangono solamente 4 secondi e spiccioli da giocare. Buona l'iniziativa difensiva ancora una volta di Davis. Se le sta guadagnando anche queste carambole Trieste, con un atteggiamento difensivo che sembra totalmente l'opposto rispetto a quello visto nei primi 20 minuti. Qui Freeman va a forzare dalla punta e corta la sua tripla quasi allo scadere dei 24. Rimbalzo di Packer che può riaprire per Corey Davis. Cerca il gioco a 2 col pallone dentro, va invece da solo e trova un bellissimo arcobaleno che si appoggia dolcemente a canestro. Meno 12 Sandro. E un punto alla volta, Trieste sta rosicchiando lo svantaggio che aveva accumulato nei primi 2 quarti. E ancora luce spenta per la Reyer in fase offensiva, prova a riaccenderla Spissu con una tripla costruita in prima persona, erroraccio a rimbalzo in fase di comunicazione di Trieste, che poi però è reattiva, è cattiva e conquista la contesa. Arriva il fischio arbitrale. Fallo chiamato De Nicolao, sembra. Ai danni di De Nicolao, sì. Mentre viene richiamato in panchina Freeman da De Raffaele, rientra Granger. E adesso il momento è decisamente appannaggio della pallacanestro Trieste, che rimette sul parquet Vildera. Esce tra gli applausi anche di coach Legovic Skylar Spencer, mentre qui andiamo a rivedere la situazione precedente con Packer, De Nicolao che prima sgomita poi si toglie. E il quintetto schierato da Venezia è un quintetto che abbiamo avuto modo di vedere anche nel primo tempo, dove ha praticamente 3 playmaker in campo. La coppia Spissu De Nicolao è in posizione 3, un giocatore come Granger che ha sicuramente la stazza, non i centimetri, ma d'altronde si accoppiano bene con i piccoli di Trieste. Trieste che ora è in lunetta con AJ Packer, nel viaggio precedente 1 su 2, in questo altrettanto 1 su 2, ma il rimbalzo è ancora di Trieste che ha meno 11 palla in mano e può provare a portare lo svantaggio dopo tantissimo tempo sotto la doppia cifra. Vildera si allaccia con Spissu, arriva il fischio della terna arbitrale, fallo ancora alla difesa, nuovo viaggio in lunetta per i biancorossi. Ancora una volta un attacco intelligente di Trieste che cerca il vantaggio, vero Vildera dentro l'area che sigilla molto bene il corpo di Spissu, dove nella lotta dentro l'area ha nettamente un vantaggio. Gli fanno arrivare la palla, allora al piccolo sardo non resta che fermare il gioco con un fallo e Vildera arriva in doppia cifra. Buono il suo contributo, uno dei migliori del primo tempo per Trieste. Assolutamente, prestazione di grande sostanza di Vildera che fa anche 2 su 2 e riporta il gap sotto la doppia cifra. 5-4, 6-3, alza il pressing Corey Davis e per poco non riesce a portarla via a Spissu. Adesso è una bolgia l'Allianz Dome. Willis, De Nicolao riapre per Spissu, accetta per un attimo il cambio Vildera, apertura per De Nicolao che trova una tripla di importanza capitale per l'Umana Reyer Venezia in un momento delicatissimo. La tripla veramente ad allontanare le paure di Venezia, che qui si ripropone con la zona
prova ad andare dentro in solitudine Bartley, buono il lavoro ancora di Giovanni Vildera, e il ragazzo che ha mosso i primi passi nel basket dei grandi con la maglia della Reyer sta facendo abbastanza male alla Reyer. Sta facendo benissimo dentro l'area contro la sua ex squadra, tutto orgoglio e tutto cuore Giovanni Vildera. E ora Spissu riceve da De Nicolao, si viaggia lontani dal canestro, si apre molto bene Willis con grande intelligenza, si allontana dalla difesa di AJ Packer e Willis mette in mostra le sue qualità. E sono tante veramente in attacco e in difesa per la sua capacità di far canestro anche nei momenti difficili. Chi non si è acceso, a parte una tripla abbastanza estemporanea, è Frank Gaines per Trieste, che ora va a buttare via un pallone in maniera piuttosto banale, restituendo il possesso alla Reyer, che è a più 12 palla in mano. De Nicolao si va da Spissu, la chiede Tessitori, sportellate con Vildera ben prima di arrivare sul pallone. Abbastanza attento qui Bartley, che riesce però solo a sporcare il tentativo di palla sotto per Spissu. E al posto di Tessitori, che esce adesso richiamato dal coach De Raffaele, entra per la prima volta in campo Yankuba Sima, giocatore dell'altro anno partecipato al campionato spagnolo, anche in nazionale spagnolo. E adesso si addormentano sulla linea di fondo i biancorossi, con Bartley che si dimentica di De Nicolao, che trova altri 2 punti molto ma molto importanti. Mini break firmato De Nicolao, 5 punti davvero vitali consecutivi del 10 in maglia bianca dell'Umana Reyer Venezia, torna a più 14 la squadra veneta. Vildera, tiro dalla media distanza, è corto, si lotta a rimbalzo Willis e AJ Packer, l'ultimo tocco è di AJ Packer. La Buriana per il momento sembra essere passata per i ragazzi di De Raffaele. È passata grazie soprattutto alle conclusioni e all'esperienza di De Nicolao, che con 5 punti consecutivi caccia indietro gli spettri per Venezia. Esce tra scroscianti quanto meritati applausi Corey Davis, al suo posto rientra il triestino doc Stefano Bossi. 50 secondi alla terza sirena, più 14 Venezia, che ora prova ad accelerare con una transizione cost to cost quasi di Willis, che la cede a Spissu, pick and pop proprio con Willis, si va da Granger. Il blocco importante di Sima, Granger si costruisce lo spazio per la tripla e punisce in un amen Venezia dall'essere quasi terrorizzata dal rientro di Trieste, mette 8 punti in fila e torna a più 17. E può giocare con tutta serenità, essendo andata un vantaggio importante verso la fine del terzo quarto. Ora Bossi va a forzare su De Nicolao, riesce a resistere con una grande parabola, trova 2 punti belli e importanti per spezzare questo break veneziano. 7-3-5-8, 7 secondi, 6-5, siamo agli sgoccioli del terzo periodo. Arriva il fallo di Bartley su Spissu, ma non è ancora in bonus Trieste. Anche questo è un sinonimo spesso e volentieri di aggressività, elevato numero di falli, cioè a dire che spesso le difese di Trieste in questo terzo quarto sono state pulite, aggressive, con le mani vicino alla palla, ma pulite. De Nicolao, prima che scada la sirena, va con un cross, tiro in precario equilibrio difficilissimo. Si va alla terza sirena sul meno 15, Trieste 5-8, Umana Reyer Venezia 73.
Trieste ha avuto la concreta possibilità di ricucire e di molto lo svantaggio, si era portata fino a 9 punti di scarto, poi quell'8-0 firmato principalmente da Nicolau e poi la tripla di Granger hanno ricacciato Trieste all'indietro, però Trieste con questo canestro di Bossi dà segni di vita, vuol dire a tutti che la gara non è ancora finita. La gara non è assolutamente finita, manca ancora un quarto. Sappiamo bene com'è facile nella pallacanestro avere cambi di direzione della partita, però Venezia deve stare attenta a quella che è l'aggressività che ha proposto nel terzo quarto la squadra di casa. Il finire di questo quarto ha sicuramente dato più serenità per affrontare la partita, però Trieste non vorrà assolutamente lasciare nulla di energie nel taschino, cercherà di mettere tutta la sua foga, la sua rabbia agonistica sul parquet in questo ultimo quarto. Facendo un ragionamento un po' più ad ampio raggio, Sandro De Paul, ti chiedo le griglie di partenza che spesso e volentieri si lasciano molto scrivere in campo, non vanno i nomi poi, però vedono Venezia forse come prima antagonista delle due corazzate, insomma, per antonomasia, anche perché si può sfruttare un calendario che è tosto, è intenso vista la competizione europea dell'Umana Reyer, ma è meno intenso di quanto invece non sia quello di Virtus Bologna e A7 Emporio Armani Milano. Secondo te Venezia, aumentando i meccanismi e la conoscenza, può davvero recitare il ruolo di terzo incomodo? Ma sì, ha dimostrato negli anni di poterlo fare tranquillamente. È vero che sulla carta ci sono le due corazzate davanti, questo ormai è conosciuto e risaputo, però la pallacanestro è bella per questo. Venezia tante volte ha sorpreso tutti andando a vincere campionati, andando a vincere coppe contro avversari più quotati, e siamo sicuri che anche quest'anno la squadra della Laguna vorrà presentare qualche sorpresa agli avversari. È una squadra costruita bene, con oculatezza, che ha bisogno solo di lavorare insieme e trovare la giusta chimica nel minor tempo possibile. Nell'attesa di riabbracciare a stretto giro di posta prima Moraschini e poi sperabilmente anche l'amatissimo ex triestino da queste parti Jordan Parks, entriamo negli ultimi 10 minuti di partita, 15 lunghezze da recuperare per Trieste, 5-8 contro i 73 punti dell'Umana Reyer Venezia. Duello Vildera-Sima, stoppatona di Yankuba Sima su un Vildera comunque fin qui oserei dire monumentale, con 13 punti, miglior marcatore insieme a Corey Davis per i giuliani. Si riporta in avanti Venezia con lo scambio Granger-Spissu, alto per il blocco Yankuba Sima, preso in consegna da Bossi, mismatch abbastanza importante, scarico per De Nicolao che ha deciso di accendersi e diventare un forno a microonde nel momento migliore. Ed è un giocatore che ha messo su una solidità e una continuità al tiro, soprattutto lavorando negli ultimi anni, non ce l'aveva all'inizio della sua carriera questa. Bel rimbalzo intanto di Packer qui sulla tripla di Gaines, che aveva abbastanza spazio, ma oggi le polveri di Frank Gaines sono e rimangono purtroppo per Trieste abbastanza bagnate. È un tiratore, come tutti i tiratori va a giornate, continuerà comunque, te lo do per certo, anche sul 0-10 continuerà a tirare. E quella è anche mentalità però, caro Sandro, perché insomma vuol dire avere grande fiducia. Qui Granger, De Nicolao, guardate come va a rimbalzo a contenderla Bossi e Vildera, vincono la contesa però questi ultimi due, e allora Stefano Bossi riporta in avanti i suoi. Consegnato di Packer proprio per Stefano Bossi, il blocco di Vildera, finta il tiro inizialmente Bossi, poi finta l'assist, poi l'assist parte, si chiudono le maglie veneziane, recupera Spissu che può riportare in avanti i suoi, c'è grande spazio per Granger, Sima, linea di fondo per Willis che fa saltare un po' tutti, prima Gaines, poi Vildera e poi arriva il canestro del più 18. Però in queste situazioni c'è un giocatore lungo, sto canestro che la passa l'altro lungo, spegni un fallo, magari concedi 2 tiri liberi, ma non 2 punti facili da sotto. Una squadra che vuole lottare, anche questi falli tattici vanno spesi. Secondo te è un problema dettato più dall'inesperienza, dalla necessità di affinare certi meccanismi, o c'è dell'altro? Credo che in questo momento il finale del terzo quarto abbia condizionato il morale della squadra giuliana e adesso sicuramente ha un viso meno aggressivo, meno propenso alla lotta e a esprimere tutto quello che ha in tasca sul parquet. Questi almeno sono i segnali del body language dei giocatori in questo inizio di quarto quarto. Intanto qui altra grande difesa di Yankuba Sima sulla ricezione alto-basso di Packer, sull'idea di Bartley, mentre sono usciti Bossi e Vildera e sono rientrati poco fa Corey Davis e Skylar Spencer, che ora deve difendere dal tentativo personale di Yankuba Sima che si schianta contro la tabella e il primo ferro. E allora Corey Davis
prova a far girare la testa a Spissu in palleggio, scarico per Packer, si va in angolo da Frank Bartley, arriva il fischio lontano dalla palla, direi ai danni di Marco Spissu. E allora si resta sul più 18 per Venezia, fuori a Jay Packer rientra Capitan Lodovico De Angeli nei biancorossi. Ancora una volta a occupare la posizione di 4 per De Angeli. 7:32 al termine di questa partita che vede Venezia tornata saldamente al comando delle operazioni. Bello il backdoor di Spencer con Gaines, appoggio facile, comodo alla tabella per Frank Gaines, 6-2, 7-8. Fermo a 5 punti se vediamo bene le statistiche oggi. Resta dal punto di vista realizzativo una prestazione sicuramente incolore, quella di Frank Gaines, che è il giocatore che può accendersi da un istante all'altro, ma il cronometro inizia a diventare un po' tiranno. E intanto bel gioco a due tra De Nicolao e Yankuba Sima, che appoggia con la manona sinistra il nuovo più 18 veneziano. La conoscenza e la collaborazione fra i due sembra già a buon punto da questo passaggio. Si parlava di conoscenza, intanto passi in partenza di Bartley che voleva percorrere la linea di fondo. 6:46, palla persa pesantina, anche se la rincorsa di Trieste è decisamente complicata, lo era già prima. Lo era già prima, lo sapevamo già prima. Quando vai ad affrontare una delle corazzate del campionato come Venezia devi esprimere il massimo. Nei primi due quarti Trieste non è stata difensivamente all'altezza della squadra della Laguna, ha cercato di mettere qualcosa di più nel terzo quarto, infatti è il quarto che ha vinto 23-18, adesso sembra tornata sul trend dei primi due periodi. Adesso Willis, arresto, tiro, primo ferro sulla discreta difesa di De Angeli, si va da Corey Davis che ingaggia il duello solo contro tutti, va a forzare la conclusione Spencer, reattivo a rimbalzo, riapre prima per Bartley che cede a Gaines che va a forzare la conclusione, chiede i 3 tiri liberi. Coach Legovic credo sia stato accontentato. Sì, perché sembra che il fallo di De Nicolao, adesso rivedremo magari meglio, sia venuto una volta che la palla è stata, infatti ha terminato il palleggio. Si lamenta De Nicolao, allarga le braccia un po' sconsolato coach De Raffaele, ma ormai la decisione è stata presa. 3 liberi per Gaines per riportare Trieste a meno 15, sono liberi importanti, il primo va a bersaglio. Frank Gaines, canestro precedente in penetrazione, adesso un viaggio in lunetta con il fallo sulla linea di 3 punti. Dentro anche il secondo, ora il terzo tentativo per lui, per una Trieste che dopo Venezia ospiterà una squadra che non è più rivelazione come Tortona sabato prossimo, e sarà un altro match ad alto tasso di difficoltà. 2 su 3 intanto per Gaines, resta sotto di 16 la pallacanestro Trieste. Corey Davis continua la sua battaglia di grande concentrazione ed aggressività contro chiunque gli capiti a tiro. Bel movimento di Willis a liberarsi sull'assist di Granger, sbaglia però una tripla abbastanza aperta e allora riporta in avanti i suoi Frank Gaines che ingaggia il duello contro Bramos. Arriva il fischio della terna arbitrale, fallo alla difesa. Trieste, chiedo scusa, può fare un altro passettino per riavvicinarsi. Qui Gaines decide di perseguire la penetrazione, di arrivare in fondo. È vero che Bramos non chiude esattamente la sua linea al ferro e sul fianco, non sembrava neanche così falloso l'intervento del greco americano, però gli arbitri mandano in lunetta Gaines. Ed è il quarto fallo peraltro per Michael Bramos. Gaines mette dentro il primo. 5:49 ancora da giocare, 6-4, 8-0, diventano 6-5 a 8-0, anzi 6-6 adesso, scusate, a 8-0, meno 14, 5:44 nel basket, un'eternità. Trieste ha bisogno di fare un paio di belle difese, eccola qua la prima con De Angeli che va a rubare palla e davvero capitano, va a schiacciare l'urlo, la grinta di Lodovico De Angeli, riaccende l'Allianz Dome, meno 12 Trieste, time out Venezia. E qui si parlava proprio del calo di concentrazione di Venezia, che fa fatica a dare continuità per 40 minuti, di fatto permette alla partita di rimanere ancora aperta, come con i falli spesi, soprattutto sulle iniziative di Gaines che poi va in lunetta, diventano punti utili per la sua squadra. E poi in questo modo palla rubata, una banalità ma che di fatto costringe De Raffaele a fermare il gioco. De Angeli dopo che De Angeli ha schiacciato il contropiede.
quella che è mancata a Trieste in questa serata fin qui, vuoi anche insomma per l'impossibilità di avere un elevato numero di rotazioni, anche di continuità di rotazioni, è stata proprio la continuità nel dare la ferocia a questi momenti, perché Trieste spesso ha dato l'impressione di potersi accendere ma poi ha staccato la spina quei 30 secondi, subendo ogni volta la puntuale sentenza da parte di Venezia. Dopo la rimonta del terzo quarto, Venezia ha piazzato un'altra spallata sul finire proprio del periodo di cui stavamo parlando, e lì Trieste ha perso forse qualche speranza che poi si riaccese invece con qualche tiro libero guadagnato, con una buona difesa, e vedi che la partita è ancora aperta. Eh sì, 6-8, 8-0 il parziale, 5:35 l'ultima sirena. Granger sempre francobollato da Davis, ora De Angeli rinfrancato dalla rubata e schiacciata di poco fa, va lui a prendersi cura di Brooks, che adesso riceve lontano da canestro. Alaric Freeman dentro per Watt, che fa saltare Spencer, che cerca di togliere, di nascondere le mani Galeotte, ma arriva il fischio contro la difesa giuliana. Un vecchio volpone Watt che fa la finta di tiro, e allora lì Spencer si alza per cercare la stoppata, lui che è un intimidatore abituato a cancellare i tiri degli avversari, e poi guadagna un fallo sulla penetrazione mettendo palla a terra. Watt. Vorrei avere la serenità di Mitchell Watt quando gioca, quando mi alzo la mattina il lunedì per tornare a lavorare. Veramente giocatore che sembra abbia la camomilla, ma non è certo camomilla. Così come non è camomilla quella di Bramos, che dall'angolo tira fuori una perla che riporta a +15 la Reyer. Canestro pesantino questo, eh? Sì, canestro pesantino ancora una volta, a ridare serenità con la tripla ai suoi. E adesso Corey Davis per riportare un minimo sotto Trieste, per rispondere a questa perla di Bramos dall'angolo. Gaines, tripla in allontanamento, entra ed esce. Qui buona dose di sfortuna per un tiro costruito però in autonomia e senza grossi rifornimenti. Adesso è Granger per riportare ulteriormente avanti, per ampliare ulteriormente il gap tra la Reyer e la pallacanestro Trieste. Arriva un fischio, direi, contro Lodovico De Angeli. Esatto, che nella situazione di taglio in post basso di Brooks rimane dietro, e allora, vista la posizione di svantaggio, cerca di cingerlo per recuperare in qualche modo la posizione, ma la sua cintura è fallosa. E allora possesso in zona d'attacco per Jason Granger, che torna fuori da Mitchell Watt. Si rinnova lo scambio, ancora Granger sfrutta il blocco di Bramos per creare quello spazietto che basta e avanza a un giocatore del talento di Jason Granger. Eccolo qua il nuovo controbreak di Venezia, eccola qua la tripla del nuovo +18 Reyerino, e ora il time out lo chiama Trieste. E si ripete il copione che abbiamo già visto nel terzo quarto, ovvero Venezia che con le triple riprende la distanza con grande serenità in questa stazione di pick and roll, dove Granger si libera dal suo uomo, e il difensore del lungo di Trieste non è così vicino da impedire o da sporcare il tiro dell'uruguaiano. Eccolo qua, lo vediamo molto bene. Watt piazza il blocco, guarda la distanza su questo doppio blocco sia di De Angeli che di Spencer. 3 punti con tempo e spazio, quasi un gioco da ragazzi per Granger. E intanto la grafica ci aiuta a vedere i primatisti di questa serata. 16 punti per Willis, per Venezia. Davis è un grande Vildera, va detto, 13 punti ciascuno, rimbalzi 8 per Packer, 6 per Mitchell Watt, assist 5 per Davis da una parte, 6 per Jason Granger dall'altra. Granger che appunto ha messo una bella pietra sulla vittoria finale con questa tripla. Manca 4,22 per carità, però 18 punti sono tantini, Sandro. Sì, sono tantini, chiaramente, soprattutto per l'intermittenza con la quale Trieste ha messo l'energia in campo, sono tantini per non riuscire a garantire ancora quella continuità, ma vediamo in questi ultimi minuti. Vediamo che succede con Corey Davis, sale per il raddoppio Brooks, poi Packer che va a bloccare creando un bello spazio percorso da Gaines, che va a sbagliare il sottomano, e allora possesso Reyer con fallo fischiato alla pallacanestro Trieste, direi proprio a Gaines. Comunque piano partita di Venezia, direi eseguito alla perfezione difensivamente parlando, perché l'unico veramente efficace finora della triade americana è stato Davis, non ai livelli di Bologna. Barley praticamente cancellato dal campo, solo 6 punti per lui con 3 su 11 al tiro, e Gaines che sta facendo bottino quando sembra che i buoi siano un po' scappati dalla stalla.
Mi facevi riferimento, intanto altro bel canestro con l'uscita a ricciolo di Bramos per il +20 Venezia, che suona molto come una sentenza. Dicevo in sede di presentazione di telecronaca, parlavi del fatturato in termini di punti della triade americana della Pallacanestro Trieste rispetto ai punti totali di queste prime due partite. Insomma, averli limitati così tanto indubbiamente è un ottimo segnale per coach De Raffaele, mentre Spencer addolcisce un po' la pillola riportando Trieste a -18. Sì, assolutamente, la squadra è reattiva, la squadra di Venezia, abbiamo detto prima in telecronaca, deve trovare più continuità all'interno della stessa partita, ma sono cose che arrivano man mano che la conoscenza reciproca va avanti. E man mano che le partite si susseguono, mentre Granger si beve a Jay Packer in palleggio, sfrutta il mismatch e va dentro per il 70-90. Venezia, insomma, che viene da una settimana con 3 trasferte consecutive, ma già martedì scenderà in campo al Tagliercio contro Bourg-en-Bresse in una gara che seguiremo anche in diretta live su Eleven Sport, per poi affrontare sempre al Tagliercio la Virtus Bologna, per cui insomma avversarie di rango assoluto per aumentare la conoscenza di un roster che, recuperati anche Moraschini e Parks, ha veramente tante frecce nella faretra di De Raffaele, mentre Granger qui reclama forse un contatto con Bartley su questa tripla. Non sono dello stesso avviso gli arbitri, parte in palleggio Skylar Spencer che cede a Corey Davis. 2:20 da giocare, +18 per Venezia. Qui lo schiacciato pericoloso per Gaines con Bramos che accentua un po' il contatto. Gaines va dentro con una gran giocata, canestro e fallo sul contatto di Mitchell Watt. -16 Trieste. Pezzo di bravura di Gaines, ma come dicevi Sandro, quando i buoi sono un po' scappati dalla stalla. Sì, ancora una volta decide di attaccare in 1 contro 1 Bramos, che di fatto viene battuto, poi arriva l'aiuto di Watt, falloso. Ha calato la mannaia, come si suol dire, insomma l'ha colpito, niente da dire. Ora attenzione, perché c'è un'interruzione un attimo del direttore di gara. Crediamo per asciugarsi. Sì, adesso vedo i ragazzi con l'asciugatura del parquet, mentre Gaines prende tempo in attesa di questo libero supplementare. Gaines, che abbiamo avuto già modo di vedere in Italia diverse volte nel suo primo anno a Cantù nel 2018-2019, addirittura capace di vincere la classifica marcatori della LBA. È capace di vincere lo scudetto in Portogallo con la casacca del Benfica nell'ultima stagione, per cui insomma giocatore diciamo discretamente titolato, e dall'esperienza insomma che va da sé, non merita ulteriori presentazioni, non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mentre Freeman si alza, va a sbagliare questo tiro dalla lunga, 1:50 da giocare, continua a cantare l'Allianz Dome con Trieste sotto di 15. Adesso pallone in angolo per Bartley contro Spissu, va dentro di fisico con un accenno di Eurostep, sporcata da Watt la palla in prossimità del ferro. Spencer non può arrivarci, e allora ancora Venezia per il possesso, 90 secondi al termine e ormai vittoria in cassaforte per la squadra di coach De Raffaele, che se l'è vista brutta in un paio di momenti, ma poi è stata lucida, brava a approfittare della spina momentaneamente staccata da Trieste per riprendere il largo. Adesso Davis, Spencer riapre per Bartley, si va da AJ Packer che trova il canestro da 3 punti, 7-8, 9-0. Fuori Freeman, rientra De Nicolao nella Reyer. Rientra in campo De Nicolao, decisivo nello spaccare l'inerzia nella rimonta di Trieste sul finire proprio del terzo quarto, con 5 punti consecutivi. Sarebbe bello poterlo sentire ai nostri microfoni nella flash che ci sarà a fine gara. Adesso staremo a vedere che cosa succederà. 54 secondi da giocare, di grande pulizia e qualità l'arresto e tiro di Bramos, che va a riportare a +15 la Reyer, spegnendo qualsiasi eventuale residuo a velleità di Trieste. Direi che sono già andate da un bel po'. Dall'inizio della gara, ripeto, il ritmo da tenere e l'aggressività da tenere era ben altra. Se vuoi cercare di competere con le formazioni come la Reyer Venezia, non puoi permetterti di giocare solamente neanche 3 quarti o 3 quarti e mezzo. Quando giochi contro Venezia, Milano, Bologna devi fare 40 minuti.
Trieste l'interruttore l'ha spento un po' troppo spesso sin dalle prime battute, permettendo subito a Venezia di prendere il largo e poi di gestire, non dico a proprio piacimento, il gap, ma insomma di avere sempre un margine importante per potersi sentire al sicuro. Sì, esattamente, sono stati bravi i giocatori di Venezia poi ogni volta a trovare il protagonista che gli ha permesso di ritrovare serenità e di accumulare un vantaggio considerevole. E con un vantaggio considerevole per l'Umana Reyer Venezia si chiude questa gara con l'ultimo tentativo sul secondo ferro da parte di Frank Bartley. 78 pallacanestro Trieste, 95 Umana Reyer Venezia, che quindi riscatta quelle due brucianti sconfitte di un solo punto patite prima a Pesaro e poi in Germania a Ulm nell'esordio nelle coppe. Sicuramente risposte ne voleva coach De Raffaele e risposte ne ha avute, Sandro. Ne ha avute, soprattutto determinati, concentrati, si vedeva che volevano assolutamente tornare a casa dal capoluogo giuliano con questi 2 punti in tasca. Diciamo che sicuramente Venezia è sulla buona strada, per Trieste forse un passettino indietro, ma soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento dei primi quarti per la squadra appunto di casa. Poi hanno dimostrato che se mettono in campo quello che sanno fare veramente, possono rappresentare veramente un avversario ostico. Venezia migliore.